Oggi è una giornata importante per lei, diventa Presidente della sezione penale in un giorno dove si ricorda purtroppo l'uccisione, la strage del suo collega Borsellino. Ecco, quindi assume anche un valore, un significato particolare anche per questo aspetto, Presidente. Assolutamente, è particolarmente importante che sia casualmente questa cerimonia capitata proprio quest'oggi in cui si ricorda la strage di Erdanerio. Paolo Borsellino e ovviamente gli uomini e le donne della sua scorta hanno pagato un sangue altissimo per la giustizia del nostro Paese. Borsellino, così come tutti gli altri martiri della giustizia, da Falcone al nostro Rosario Livatino e quant'altri, sono stati soprattutto per me e altri della mia generazione che si sono avvicinati alla magistratura nella seconda metà degli anni '80 un punto di riferimento importantissimo che ci ha segnato la strada da percorrere, che ci ha fatto amare questo lavoro con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici. La speranza è che noi con il nostro modesto contributo possiamo riuscire a portare avanti il discorso che questi nostri grandi predecessori hanno tracciato nell'interesse di finalmente raggiungere un paese che sia davvero libero e davvero civile. E questo l'intendimento e questo l'impegno che tutti noi quotidianamente ci mettiamo e che speriamo di assolvere nel migliore dei modi. Oggi l'insediamento qua ad Agrigento in un giorno che coincide con un fatto luttuoso, un suo collega a Palermo, ricordiamo l'uccisione del Borsellino e la sua strage. Ecco, lei come intenderà intraprendere anche il lavoro qui in questa nostra città? Io intendo intraprendere il mio lavoro con spirito di servizio e con profonda onestà intellettuale come ho sempre fatto. Chiedo per questo la collaborazione di tutti, del personale di cancelleria, dei colleghi, molti dei quali conosco perché si tratta di giovani colleghi formatisi molti a Palermo, e chiedo anche la collaborazione degli avvocati e del foro in generale, proprio perché sono convinta che per dare una risposta di giustizia quanto più possibile efficace è necessario la cooperazione di tutte le istanze.